Dagli affitti commerciali alle locazioni abitative, la crisi in corso sta già avendo un forte impatto anche sulle persone che vivono in affitto. Sono sempre di più infatti quelli che chiedono un aiuto per arrivare alla fine del mese. Il Sunia ci segnala che molti inquilini, tanti anche gli studenti fuori sede, che si stanno rivolgendo ai loro sportelli ed ai CAF per richieste d'aiuto data l'impossibilità di pagare l'affitto, ed in molti stanno già facendo i conti con ingiunzioni di pagamento e sfratti. Secondo il Sunia il 40% degli inquilini non riuscirà a far fronte al pagamento del canone. Di questo 40%, il 20% non pagherà completamente l'affitto e quindi ci aspettiamo un autunno molto caldo per quanto riguarda gli sfratti per morosità. I proprietari di immobili e inquilini hanno presentato ai comuni della Marca una lista di proposte concrete per fronteggiare la questione affitti. Con loro hanno firmato tutte le sigle sindacali della provincia. Ai comuni chiedono sconti sull'IMU, aiuti economici per i proprietari, contributi per le spese condominiali. Avere un condomino moroso per le spese condominiali ricade anche sugli altri condomini. In questo non solo gli inquilini, ma anche i proprietari della propria abitazione che si sono visti magari calare il reddito in questi mesi, e questo comporterà naturalmente una ricaduta sull'intero condominio. A livello regionale qualcosa si è già mosso. La Regione ha predisposto un contributo per gli affitti legato all'emergenza che prevede di erogare 400 euro a chi ha avuto una riduzione delle proprie entrate di almeno il 50% nel trimestre marzo-maggio rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma la scadenza del 5 luglio per presentare la domanda è troppo ravvicinata. E non solo, è anche molto complicato completare la domanda. La persona deve farla personalmente, appunto, con uno smartphone o con un tablet, con un computer, e quindi è evidente che molte persone non riusciranno ad avere accesso a questo fondo.